10 agosto, la notte delle stelle, non solo quelle cadenti che piovono dal cielo, ma anche quelle dello sport, pronte a gareggiare in una gara ufficiale di salto in alto in una location a sua volta stellare, i giardini dell'Arena, tra i resti dell'antico anfiteatro romano e la Cappella degli Scrovegni, recentemente nominata Patrimonio UNESCO. 700 stelle volano con Giotto, questo è il nome della manifestazione organizzata dal comune di Padova e dal gruppo Asta Padova. La gara è una competizione ufficiale della Federazione Italiana di Atletica Leggera riservata al salto con l'asta. Vi parteciperanno atleti agonisti di varie categorie maschili e femminili, dai giovani fino agli over 35, tutti attratti dal fatto di saltare in un luogo di grande fascino culturale. Il mondo dello sport, in particolare il target giovanile, con questa operazione 700 stelle, il salto con l'asta nei giardini dell'Arena, antico luogo gladiatorio, è un bel modo con cui avviciniamo dei giovani a dei luoghi che sono carichi di significati, tanto più dopo il riconoscimento di patrimonio UNESCO dell'umanità. È un bellissimo esempio di contaminazione tra mondi e culture. Lo sport entra nei luoghi dell'arte, una sfida a saltare in alto e a toccare quelle stelle così luminose dipinte da Giotto sulla volta della cappella, o addirittura quelle stelle che proprio in questa notte regalano spettacoli cadendo dal cielo e raccogliendo i desideri di chi le osserva.